5 colpi nel giro di 2 mesi tra giugno e luglio, vittime persone anziane o con difficoltà motorie, derubate dell'orologio, generalmente un Rolex. Ora gli inquirenti della squadra mobile hanno individuato i componenti di quella che a tutti gli effetti è una banda di rumeni che agisce a Vicenza, ma anche in altre province del Veneto e della Lombardia. Siamo riusciti ad isolare diversi furti con destrezza, in un caso una rapina perché c'è stata un'aggressione in danno della vittima, commessi da persone, donne prevalentemente, un uomo, pregiudicate di origine rumena, dedite con serialità a questo tipo di reati. La banda dell'abbraccio, per il suo consolidato modus operandi. Selezionate attentamente le vittime, venivano circuite e distratte con banali pretesti di informazioni stradali, di lavoro o addirittura profferte sessuali e poi in un attimo strette appunto in un abbraccio. E quello è proprio il momento in cui l'orologio viene sfilato, e quindi sicuramente c'è una tecnica che è molto pericolosa, poiché nella gran parte dei casi poi riescono ad andare a segno. Un primo colpo il 22 giugno, vittima un 85enne col deambulatore avvicinata da una delle donne del gruppetto che tra loro si interscambiano e derubata dell'orologio. 3 giorni dopo il secondo colpo in via Galilei, stessa tecnica, ragazza diversa, ma l'anziano reagisce e la donna è costretta alla fuga. Il complice, un uomo, è poco lontano in auto. Poi la banda torna a colpire a raffica a luglio, il 1, l'8 e il 13. Tra i componenti, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, anche una vecchia conoscenza, Manuela Schianna, finita a febbraio agli arresti domiciliare per gli stessi reati e scappata ad aprile. Chiuse le indagini, per tutte le accuse sono di furto aggravato con destrezza e rapina impropria. Ora dovranno essere rintracciati e rinviati a giudizio.